Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa presentazione di due opere di rilevanza storica che vedete rappresentate anche nel pannello dietro di noi. Qui siamo nella sala stampa del Consiglio regionale del Veneto, sala stampa Oriana Fallaci. Sono qui presente con l'autore di queste opere, che è il dottor Gastone Fusaro, il quale ha fatto un'opera incredibilmente importante per far luce su una realtà che è a molti, e dico ahimè anche a me stesso, sconosciuta. Quindi un lavoro sul quale vorremmo dedicare attenzione. È un lavoro storico. Diceva già Cicerone, poi lo ha meglio ampliato e strumentalizzato anche Niccolò Machiavelli: historia magistra vitae. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la storia è un passaggio del nostro vivere che ci ha preceduto e che, se non ci curiamo di studiarlo, di conoscerlo e quindi di capire da dove veniamo, rischiamo di commettere delle scelte non appropriate nel nostro presente, ma soprattutto non consentiamo a chi verrà dopo di noi di conoscere esattamente perché abbiamo fatto queste scelte. Quindi la storia, historia magistra vitae, è una storia che ci riguarda da vicino, ed è un momento importante l'approfondimento storico, perché in quello troviamo luce, troviamo motivazione, troviamo ragioni per capire qual è la nostra identità. L'identità storica è un valore e l'identità storica trova il suo focus nella conoscenza dei fatti, spesso fatti considerati di dettaglio, fatti considerati erroneamente secondari, fatti interpretati da storici che, ad usum Delfini, dico io, secondo l'interesse di scuderia, a volte sono stati descritti con la voce, il pensiero e l'utilità del vincitore delle guerre. Invece bisognerebbe conoscere gli eventi storici magari partendo dai documenti considerati secondari, dai documenti, che so, per fare un esempio, la lettera che scrivevano i soldati alle loro famiglie è molto più importante del comunicato ufficiale che ha fatto qualche generale o qualche comandante degli eserciti. Insomma, un tema complesso, un tema delicato, un tema importantissimo. E aggiungo una nota personale che io ogni tanto presento. Io non sarei qui oggi, anche nella mia veste di consigliere regionale, se non fossi stato folgorato dalla conoscenza storica di un passato che mi era stato sottaciuto, non dico nascosto, ma sicuramente non valorizzato. Era il 1981, io ero neolaureato all'Università di Padova e ho cominciato subito la professione come praticante procuratore con patrocinio, perché laureato a Padova, considerata una delle università più importanti. Vengo invitato a una serata di un club culturale dove l'avvocato, compianto adesso, Ivone Cacciavillani, giurista, storico, amministrativista di fama nazionale, presentava un libro sull'ordinamento e sulle istituzioni della Serenissima Repubblica di Venezia. E io rimasi, ripeto, folgorato, questo è vero, perché laureato a Padova non conoscevo nulla della mia storia, della storia del mio territorio, della storia delle istituzioni del popolo veneto. E mi ricordo, a volte adesso lo dico con un sorriso, sono andato a casa alle 11:30 di sera e fino alle 4 del mattino, che non l'ho finito, non ho mosso l'occhio Quindi mi ha colpito tutto questo. Ho detto: perché io non sono stato posto in una università importante come quella di Padova, non sono stato posto nelle condizioni di conoscere la mia storia? E da lì è partito il mio amore per la conoscenza della storia, delle istituzioni, dell'ordinamento di un territorio, di un popolo, che è quello nel quale oggi ci troviamo. Siamo a Venezia, la capitale della Repubblica più longeva della storia, 1100 anni di storia. Ebbene,
per farla breve perché voglio dare la voce all'amico e scrittore Gastone Fusaro, che cosa è successo? Noi dobbiamo anche capire, e dico in breve, siamo arrivati a far parte come territorio e popolo veneto della Repubblica Italiana, all'epoca era del Regno d'Italia, dopo il referendum del plebiscito del 22 ottobre 1866, attraverso quelle che sono chiamate dagli storici italiani 3 guerre di indipendenza. Ma le 3 guerre di indipendenza, 48-49, Daniele Manin, ma vado per flash, 59, seconda guerra di indipendenza, e poi arriviamo al 1866, la terza guerra di indipendenza, tra l'altro 20 luglio 1866, quindi esattamente 150 anni fa, la battaglia di Lissa e tutto quello che è accaduto, ma non è oggi il momento perché io lo tratti. Sono dei flash su un passato che ci riguarda, che non è il nostro passato come molti ci rappresentano. La storia dice che il popolo e il territorio veneto era all'epoca delle guerre di indipendenza, era dall'altra parte, apparteneva a un'altra patria. Dei giovani soldati hanno dato il loro impegno militare, talvolta anche la vita, per una patria che poi non è stata più la loro. E questo deve far riflettere sulla rilevanza dei conflitti, su cosa significa patria. Che cos'è la patria? È la terra dei padri, fatherland dicono in inglese, cioè la terra di chi ci ha preceduto, e non ha nulla a che fare con gli ordinamenti statuali. Mai confondere la patria con lo Stato, sono 2 realtà completamente diverse. La patria ha assonanza e vicinanza con la nazione, che anche questo ha un significato etimologico. La nazione è il luogo dove si è nati, il luogo in cui si è vissuto, non è lo Stato è un'altra cosa. Bene, ho detto anche troppo, perché io voglio dar luce e attenzione a quello che ci dirà l'amico Fusaro. Fusaro ha scritto 2 libri che, come vedete alle mie spalle, uno è relativo al 16° Infanteria Reggimento dei soldati veneti al servizio dell'imperatore d'Austria, e l'altro è il 13° Infanteria Reggimento Jager Bataillon, sempre di soldati veneti, che hanno dato la loro presenza, la loro vita ai noi talvolta per questa realtà che era il Lombardo-Veneto, parte dell'impero austro-ungarico. Questa è la realtà. Allora Fusaro ha studiato questa cosa, ha voluto conoscere meglio e far luce su questi documenti. Io darei la parola a Fusaro per innanzitutto chiedermi come mai questi libri, da dove è partita la voglia di far luce su questi episodi, e magari ci dice brevemente appunto come è partito il tutto. Grazie. Grazie Alessio. Chiedo se per cortesia può far partire la seconda, quella successiva, che faccio avanzare, che è un po' l'incipit del mio lavoro. Io sono sempre stato un appassionato di storia locale, e come tanti altri ho trovato, partendo da quelli che sono i registri più prossimi che ciascuno di noi ha nelle nostre campagne venete, e sono i registri parrocchiali. I registri parrocchiali, sia quelli ecclesiastici, nati, morti, eccetera, ma anche gli stati d'anime, per non dire quelli dei matrimoni. All'interno di questi registri io ho trovato, prima degli anni 2000, quando ho censito indicizzato meglio quelli della mia parrocchia, ho trovato un soldato morto a Magonza, e che mi è venuto un po', dico, ma come? Mi è venuto il dubbio, cioè dico, ma abbiamo sempre studiato la storia che abbiamo combattuto gli austriaci, e qui troviamo un mio compaesano che è morto
tutta da un'altra parte, ed è cominciata una elaborazione che mi ha portato attraverso tutta una serie di ricerche ai quali hanno collaborato in particolare gli amici di Soldati Dimenticati, con i quali molto spesso ci si confronta, ovviamente a livello online, non direttamente, e da qui io ho cominciato a indicizzare i nomi di tutti coloro, di tutti quei soldati che sono iscritti nei fogli matricolari messi in linea da Family Search americana, e quindi indicizzandoli, perché il mio obiettivo è stato quello: ma come tutti questi nomi e nessuno sa chi siano? Perché se io dico Marco Rossi, quanti Marco Rossi troviamo nel nostro Veneto, nel nostro paese, eccetera, eccetera. Scusa che ti interrompo, siccome sono curioso, vedo, sì. Non so, ecco, è proiettato. Il primo nome che appare è Giuseppe Cibin. È Giuseppe Cibin, uno della mia comunità, qua io ho trovato, ci sono ancora i discendenti, e questo è morto a Magonza nel 63, dopo 3 mesi è arrivata l'annotazione, una delle poche annotazioni che arrivavano, perché l'obbligo era quello di avvisare il comune, e il comune di avvisare la parrocchia per tenere l'ordine dei registri. Quindi andavano, e quindi questo è morto e nessuno sapeva nulla. Però quindi questo è morto nel 63, registrato nel 64, ma più sotto, che si vede poco, c'è un'altra registrazione di un certo Antonio Benetello, il quale ha fatto, ad eccezione di anni 6 nei quali fu al servizio militare. Quindi, siccome eravamo nel 58, non poteva essere sotto l'Italia, sotto il Regno d'Italia, ma anzi sì, ma doveva essere sotto l'Austria. Quindi questo è stato un po' il casus che mi ha portato a rielaborare e a ricercare un po' tutte queste cose. Non è solo un'attenzione mia, in questi anni, in particolare io ho cominciato questa ricerca nel 2020 durante il Covid, perché vincolati a casa uno trova anche il modo di passare il tempo, no? Però quindi mettendo a frutto tutta una serie dando risposte a dei dubbi che avevo, e quindi è importante, a mio parere, è stato quello di dare un nome che già c'era, ma abbinare a questo il suo luogo di origine, quando era nato, che cosa ha fatto, quel poco che si poteva, perché significa, non dico ridare vita, ma ridare dignità di persona a dei nomi che altrimenti sarebbero stati degli lunghissimi elenchi o liste di persone. Oltre ai nomi, hai trovato anche qualche episodio, qualche fatto che merita di essere raccontato, o magari nel libro l'hai fatto? Allora, diciamo che ordinariamente i fogli matricolari non riportano fatti eclatanti, li si ricostruisce poi attraverso la storia del reggimento. Come dicevi te, le storie dei reggimenti sono stati scritti per dar lustro a chi? All'imperatore prima di tutto, ai grandi generali e via via, lasciando la truppa senza nessun spariva. Però occasionalmente vengono fuori dei fatti importanti. A me viene in mente, e se posso, sono 2 episodi, non tanto da un lato sono positivi, da un altro lato sono negativi, come la vita dell'esercito. Chi ha fatto il militare sa bisognava obbedire, e quindi ci sono tutta una serie di episodi che adesso io cercherò di mettere un po' a fuoco, perché questi dimostrano un po'. Ho visto anche Noale. Sì, c'è il vostro che faceva parte del 12°. Ecco, vedete, una delle cose più tristi è quando l'esercito è chiamato a fare servizio civile, servizio proprio di mantenere l'ordine. Ci sono vari esempi. Uno dei più significativi, a mio parere, è stato questo di Zagabria, il 29 luglio del 45, quando il 13° era impegnato al termine delle elezioni. Sono scoppiati degli scontri
non tanto con l'esercito, ma quanto tra le varie fazioni che vivevano all'interno tra quella croata, quella serba, quella ungherese, e hanno cominciato poi, hanno ucciso un soldato, al che la truppa ha cominciato a sparare, c'è stato un importante numero di morti e i nostri soldati erano là. È un fatto ricordato con questo monumento che vi propongo, che vedete alle mie spalle, e che viene ancora ricordato, perché già ancora l'anno scorso i giornali locali riportavano la cronaca di questo, perché ha segnato la vita di quel popolo. Ma non era solo aspetti negativi, c'erano anche, i nostri sono stati esempio di generosità, di eroismo, di intraprendenza. Ve ne leggo due, uno è molto così curioso, di alcuni nostri compaesani di Chiogiotti, che nel 1840 dice che a Fiume 6 uomini del reggimento di origine chiogiotta e buoni conoscitori del mare ebbero l'opportunità di mostrare le loro qualità di marinai. Una forte tempesta aveva strappato dall'ancora e quasi distrutto un 3 alberi che stava per affondare. Lo scafo col suo equipaggio e tutto il carico appena fuori dal porto. Questi coraggiosi salirono a bordo di una barca ancorata, remarono velocemente verso la nave, salirono a bordo e agendo con maestria salvarono l'equipaggio e la nave. Purtroppo questi non vengono citati i nomi. Ed erano dei chiogiotti, perché viene citato che erano dei chiogiotti. È difficile adesso recuperare all'interno di quell'anno quali fossero effettivamente in quel periodo, in quella zona, nella zona di Fiume. D'altra parte il 13° era dislocato in quel particolare posto. Ma non solo, ma anche precedentemente i nostri soldati si erano, sempre del 13°, in questo caso parlo di loro, pagina 51, scusate, a pagina 40, torniamo a pagina 45, i soldati venivano non solo per ordine pubblico, ma anche per salvaguardia di un'epidemia. Hanno fatto i cordoni, facevano i cordoni sanitari, ma poi sono stati utilizzati per esempio per spegnere i fuochi. Il caldo che c'era durante l'estate scoppiavano e loro andavano, oppure per salvare, perché come noi abbiamo le grandi esondazioni, erano successe anche là in Austria, e i nostri soldati costruirono le zattere per andare a recuperare gli abitanti di un villaggio che stava per sparire sotto. Ti faccio una domanda provocatoria. Nella copertina del libro sì, c'è un'immagine che è in nero, e che è quella dell'Aquila bicipite sì. Sì. Però all'interno di questa compagine militare, usiamo questa espressione generica, vi erano molti veneti ovviamente e parlavano anche veneto, sì. E tant'è vero che l'espressione era marina austro-veneta nel nord. Parliamo della marina. Non vedo alcun riferimento, hai trovato qualche documento che conferma questa circostanza? Allora, sulla marina io non ho messo mano, cioè nel senso che è tutto uno studio, andrebbe fatto tutto a reggimenti che hanno molte affinità. Hanno affinità perché hanno combattuto assieme, tanto per dirne una, hanno combattuto assieme qui, questo siamo in Montenegro nel 1838 anzi, in occasione di una rivolta. Quindi qui c'era il 16° e c'era l'8° Jäger, ma poi si sono trovati successivamente a dover combattere, hanno combattuto insieme contro il monumento che vediamo qui sopra, qui in alto, è quello di Vicenza, dove viene ricordato l'8° Jäger, però dall'altra parte c'erano gli altri del 16° che erano passati con i veneziani, con la Repubblica di Venezia. Li troviamo in Ungheria, laddove troviamo da un lato la parte del 13° che era rimasta fedele al giuramento all'imperatore e
un'altra parte, un reparto, 2 compagnie o 4 compagnie, adesso non ricordo bene, che assieme al XVI erano passati con gli ungheresi e si sono scontrati in questo a Capolna, in mezzo, qui vengono ricordati nomi e cognomi perché ho trovato dei diari che raccontano di questa battaglia, oltre che i registri ufficiali. Scusa, ti interrompo ancora, ma solo per valorizzare la grande ricerca che tu hai fatto. Tu sei partito dai nomi che erano veneti, sì. Quindi, ecco, sostanzialmente dai tuoi compaesani, concittadini, gente delle nostre comunità del Veneto. Ma il focus su cui io ti chiedevo di capire se hai trovato qualcosa, è vero che tra di loro, anche se gli ufficiali non li autorizzavano, parlavano in lingua veneta? Questo sicuramente. Allora, sicuramente parlavano, non era l'obbligo era del tedesco era solo per i comandi. Loro dovevano conoscere solo i comandi, per tutto il resto erano gli ufficiali che dovevano capire, comprendere la lingua dei loro sottoposti, non viceversa. Agli altri, a loro era concesso solamente di parlare come volevano. E nei vari episodi che vengono raccontati sono raccontati in dialetto veneto, cioè in lingua veneta. Quindi c'è questa contraddizione in termini. Per correggerti, che non sei un maestro e un ricercatore, perché ti ho precisato lingua veneta? Perché è bene che chi ci segue lo sappia, il veneto è a tutti gli effetti una lingua non riconosciuta dall'Italia, a mio parere, per un errore politico enorme, ma riconosciuta dall'UNESCO, e quindi l'UNESCO, che è un organismo culturale internazionale, in base a dati storici e anche all'attualità, nonostante ormai l'omologazione che stiamo subendo, riconosce che la parlata veneta è una lingua a tutti gli effetti. E quindi difendiamo l'idea di una lingua. Poi abbiamo una lingua anche perché abbiamo, tra virgolette, i dialetti locali. Certo. Penso ai veronesi che dicono del bambino buteo con la B, noi nel padovano, nel veneziano puteo, nel trevigiano putin, insomma, per dire, vicentino anche, per dire che è una lingua anche perché i suoi dialetti, ovvero ha delle declinazioni molto diverse che dimostrano che c'è una lingua madre. Tra l'altro proprio il Consiglio regionale negli anni 95, ricordo collega Ettore Beggiato, ebbe a commissionare come assessore all'Università di Padova la redazione di un testo, diciamo, di grammatica e di lingua veneta, quindi per, diciamo, darsi delle regole, perché il parlato a volte sfugge alle regole, ma è possibile anche catalogare, appunto, delle sicuramente, regole. sì. Ti ho fatto perdere un po' il tema. No. È importante che inseriamo questa tua ricerca anche in un contesto, diciamo, culturale, oltre che militare storico. Però ci sono tanti altri episodi che mi vuoi dire. Io ti faccio una domanda, primo per egoismo. La prima guerra di indipendenza, quella che gli italiani chiamano la prima guerra di indipendenza, nel 1848, fino dal marzo 48 a settembre 49, là c'è un veneziano, Daniele Manin, che ovviamente proclama la seconda Repubblica di Venezia. Sappiamo com'è andata la vicenda. A quella iniziativa partecipa anche il mio concittadino Pietro Fortunato Cagli, nato a poche centinaia di metri da casa mia, e quindi a Briana di Noale esattamente, che è un eroe per tutti noi, perché è un uomo che aveva militato con la divisa dell'impero austro-ungarico, e siccome era stato un loro ufficiale, gli avevano detto: se tu abiuri la scelta di aderire alla Repubblica di Manin hai salva la vita. E lui a 38 anni rifiutò la vita e disse: io ho fatto una scelta, la mia scelta è per stare con Manin e con la seconda Repubblica Servizio. Ti ho inserito questo per orgoglio di terra e di patria, però magari tu puoi... Un inciso, no, io voglio aggiungere un inciso a questo. Io nel mio libro, in particolare nel XVI, non mi sono soffermato molto
sulle vicende di Venezia, sono fatto parecchio ma non abbastanza, perché mi ha incuriosito, però chiudo l'inciso, avevo predisposto questi diapositivi per Pier Fortunato Calvi, che faceva parte del XIII, lui era in Ungheria. Nel momento in cui stava venendo fuori, perché le notizie, nonostante la censura, nonostante tutto, arrivavano all'esercito, agli italiani che erano, ai veneti, lombardo-veneti, che erano in Ungheria. E molti di loro abbandonarono, lui chiese di poter congedarsi, gli hanno concesso, però doveva rimanere fermo per un altro mese. Lui non ha fatto questo, è rientrato subito in Italia, si è messo a servizio di Manin e è andato a finire in Cadore. È stato questo uno degli appigli che l'hanno portato a morire a Belfiore. Tra l'altro racconto un dettaglio, chiamiamolo aneddoto. Quando lui chiese di far parte della compagine guidata da Manin, Manin lo convocò, disse vieni a una riunione che fecero qui a Venezia, e lo fece entrare, lo fece stare in fondo alla sala, lui che era una figura anche un militare autorevole, quindi era stato nell'esercito. Era ufficiale del genio. Ufficiale dell'esercito. Del genio. Quindi è una figura autorevole. Lo fece stare dietro quasi per metterlo alla prova e poi lo mandò in Cadore, nel luogo più difficile, per combattere i suoi ex compagni. Senza mandargli anche... con pochi soldati, poco armamento. Sì, confermo di questo. Pietro Fortunato Calvi, però molte altre cose so che hai da dire. Siccome il tempo anche stringe, magari scegli tu l'argomento o le questioni che ritieni più, allora, questo incontro era nato con l'amico Marco Zonta, così partendo da ciò che avveniva 160 anni fa nella lontana Cechia, Repubblica Ceca, ovvero sia era in atto la terza guerra di indipendenza, che era iniziata a giugno. Gli italiani erano stati battuti qui, avevano perso a Custozza il 24. Una volta che l'esercito, la gran parte dell'esercito austriaco qui presente si poteva mettere nelle difensive, sono stati mandati tutti su a far fronte all'esercito tedesco, o meglio all'esercito prussiano, scusa, ecco, giustamente. Lì abbiamo moltissimi, è stata una delle tragedie secondo me più importanti che hanno subito i veneti, perché lì in quel momento c'erano solo i veneti, i lombardi ormai facevano parte del Regno d'Italia, dove sono morti tantissimi dei nostri giovani, sono dispersi e quindi moltissimi, e hanno partecipato tutti e tre questi reparti che io ho citato, ma non solo loro, perché abbiamo l'80°, abbiamo il 45°, abbiamo il 26°, il 38°, eccetera, quindi moltissimi. E se posso fare un appunto, non c'è un riferimento ai nostri soldati in quelle terre. Li troviamo perché la Germania ha messo i suoi, gli altri hanno messo. Tu trovi i cippi di tutti questi soldati a ricordo dei soldati di questi, di quelli e di quell'altro, dei soldati italiani, escluso il nome del reggimento, noi non troviamo assolutamente nulla. Ed è molto, io sono stato proprio la settimana scorsa, siamo stati su proprio perché mi interessava capire queste cose, veramente ti viene un po' di magone capire. Bisognerà fare qualcosa in questo senso. Io ti ringrazio se assieme ad altri amici che con te hanno a cuore questo tema possiamo pensare di mettere in piedi qualche iniziativa, perché la memoria ha il suo valore. Con l'occasione saluto un amico che spero sia in collegamento, che è un ricercatore come te, un appassionato, che purtroppo mi diceva per ragioni di salute non è potuto venire oggi, si chiama Michele Bison di Jesolo. Certo, lo conosciamo. È una figura a cui veramente io chiederei agli amici di tributare un applauso per l'impegno che Michele sta approfondendo per questa ricerca, che come te è una ricerca spontanea, una ricerca che vuole rimettere luce a quelle realtà che sono purtroppo
vergognosamente state dimenticate. Grazie Michele Bison ancora. Grazie Michele. Allora, io vorrei proseguire, cioè per vedere per esempio nella battaglia di Trautenau del 27 giugno, cioè io ho messo delle date ma sono il fulcro. Siamo nella Repubblica Ceca attuale. Siamo nell'attuale Repubblica Ceca. C'è stata questa grande battaglia, la battaglia della Cappella, così detta, laddove il 13° è stata tra l'altro l'unica battaglia che ha vinto l'esercito austriaco in tutta quella nella guerra delle 7 settimane. Sono morti in molti, dispersi non ne sappiamo quali. Ho pubblicato ultimamente anche dei dati sui quali non mi soffermo. Questi sono i riferimenti, la cappella che si trova in cima a un colle che dovevano raggiungere per proteggere dall'avanzata prussiana. Al centro c'è il grande monumento al generale che è morto, il Gablin, il comandante di una delle armate, sì, dei corpi austriaci, e quello che vediamo invece sulla destra viene il 4ª brigata Wimpfen, con tutti i nomi. Se vedete, questi sono i nomi, non vengono citati i soldati, c'è un unico ufficiale che è quel Eugenio Dalla Riva, che è il secondo, che è un veronese, tra l'altro, che proveniva dal 45°, se non vado errando, e questo è l'unica cosa che troviamo dei nostri soldati. Se poi andiamo a Trautenau, rimanendo sempre lì, io ho trovato una cosa interessante che non si era... nel museo di Trautenau c'è la bandella o la cravatta della bandiera del reggimento. L'hanno conservata ed è questa qui esposta sotto, si vede proprio, c'è scritto, adesso così non vedo, corpo del reggimento infanteria numero 13, quindi è un reperto molto importante, specialmente perché riguarda un reggimento, aveva sede a Padova e raccoglieva un po' i veneti di tutte le province. Abbiamo successivamente la grande battaglia di Sadová o Königgrätz, nella quale vediamo coinvolti il 13° nuovamente. Questo che vedete di lato è il bosco come si presenta ora, chiaramente dopo 160 anni, però è un bosco lasciato così alla ricrescita, quindi molto molto fitto. Tra l'altro io ci sono passato, mi sono beccato una zecca, chiusa la parentesi, tanto per dire che è ancora allo stato molto battagliero, diciamo così. Questo è un grande manifesto che loro hanno presentato con le vicende del reggimento. Di italiano non se ne parla, proprio non c'è nessun esatto. Poi abbiamo invece l'8° Jäger Battalion, che anche questo è stato per noi una sorpresa perché eravamo abituati a vederlo come l'immagine grande, invece era completamente smontato, perché in occasione dei festeggiamenti, dei ricordi che loro celebrano oggi, l'hanno completamente smontato, hanno tolto le targhe e lo stavano riposizionando da un'altra parte, quindi questo ed è menzionato proprio lì sopra in alto, Federjäger Battalion numero 8. Poi abbiamo, ecco, queste sono altre lapidi che noi si trovano in giro un po' dappertutto. Loro sono riusciti a mantenere la memoria di quel fatto, di quel grande avvenimento. Ha sconvolto la loro storia, certamente, però anche la nostra è stata sconvolta dalle grandi battaglie, però più o meno ormai nessuno si ricorda più di nulla. Loro hanno un comitato con sede a Praga che coordina un sacco di attività che fanno rabbrividire a noi come... Ecco, poi c'era l'8° Reggimento Infanteria che non ho parlato, ma siccome ho trovato delle tombe così, dei cippi che riguardavano, non c'è nessun italiano, sono morti, sono dentro fosse comuni, sono spariti, eccetera. Mentre il 16°, che aveva sede a Treviso, è stato coinvolto, perché la guerra è terminata verso la fine di luglio, è stata coinvolta in particolare ad Aschaffenburg.
E quindi là ci sono stati parecchi morti, non sono citati nemmeno loro, però a me è sembrato opportuno dare questo ricordo, questo grande passaggio, che così sono. Se posso andare verso la chiusura e parlare del rientro in Italia. Però poi io ti chiedo, Allora dimmelo pure, poi io vado su questo. Vorrei avere qualche tua nota, qualche considerazione sul passaggio di quella che è considerata dagli italiani la terza guerra d'indipendenza, la battaglia di Lissa. Su quella hai fatto degli approfondimenti? No, perché sfugge un po' il testo, ma... Sì, io mi sono fermato, cioè alla battaglia di Lissa, lo cito nel XVI, ci sono dentro 20 luglio 1866, 160, 1160. 160 anni. Della battaglia di Lissa io ho recuperato alcuni elenchi di coloro che sono stati insigniti di medaglia e adesso dovrei controllare, e ci sono parecchi che sono stati arruolati nel XVI di Treviso e poi trasferiti nell'infanteria marina, infanteria di mare, artiglieria di mare, perché diciamo che invece proprio la marina vera e propria non era nostra. Cioè diciamo i mozzi, era tutta gente dalmata, croata, tutta la fascia esterna e anche austriaca, mentre la truppa, chi faceva la battaglia, era prevalentemente gli ufficiali. Questi non se ne parla, cioè sono tutti italiani e loro comandavano in italiano, quindi contrariamente a ciò che avveniva nell'esercito, in marina gli ordini erano in italiano. Quindi si capovolgeva la situazione. Qui il Veneto, sì. Non rientro, cioè di più non vorrei mettermi, perché non avendo studiato a fondo la cosa rischio di dire cose che non mi ca. Ci avviamo verso la fine. C'è altre due chicche che vorremmo sapere. Ecco, su questo per invogliare anche alla lettura. Beh, certo. Ecco, di questo ne parlerò nel prossimo. Io adesso ho appena terminato l'indicizzazione dell'80°. L'80° è stato costituito nel 1860 fino al 1866, sono circa 10.000 veneti che hanno fatto parte di questo reggimento. Tra l'altro io ho censito solamente coloro che sono nati nel Veneto, tanto per dire, tu parlavi all'inizio dello ius soli, indipendentemente che fossero italiani o che fossero di origine austriaca o di altra regione. Io leggevo dove sono nati e questo mi bastava per dire, al contrario, o di altri che erano nati all'estero, in altre regioni dell'impero e poi residenti in Italia. Bene. I nostri soldati, dopo le batoste che hanno preso al termine della guerra, delle 7 settimane, stavano rientrando nei loro depositi, nelle stazioni di deposito dove erano stati stabiliti, quando emerge che cosa? Tornano in ballo gli accordi che erano stati fatti prima della guerra, cioè l'accordo tra la Prussia e l'Italia che si dovevano coinvolgere in caso di attacco, allearsi, e nello stesso tempo in caso di vittoria veniva riconosciuto la cessione del Veneto. Dall'altra parte c'era l'altro accordo tra l'Austria e la Francia di non intervento. E quindi questi soldati dovevano rientrare in Italia. Arriva l'ordine dopo l'accordo, la pace che fu firmata, quindi pronti per rientrare i primi di ottobre. Le truppe si incamminano verso le ferrovie, perché i rientri venivano fatti, grande impresa dell'Austria, le ferrovie che hanno aiutato lo spostamento di truppe durante tutte le guerre che hanno fatto in maniera veloce
e quindi potevano spostarle in maniera opportuna. Che cosa succede? Questi stavano, in particolare il 13°, l'8° e l'80°, stavano rientrando attraverso Vienna per arrivare dove la stazione di destinazione era Udine. Succede il colera, casi di colera dall'altra parte e anche qui in Italia. Viene bloccato tutto. Immaginiamoci, proviamo a immaginarci queste decine di migliaia di soldati, tra i feriti, coloro stanchi della guerra, le vicende che avevano vissuto, che si trovano bloccati lungo la strada. Qui una cosa interessante è che molti di questi scappano, diventano disertori. Stanchi della guerra, stanchi di questo che stavano subendo, ci sono defezioni che io mi domandavo, ma perché? E poi invece c'è questa discrepanza tra l'ordine di partenza, il blocco e l'ordine di ripartenza. Quindi questi che arrivano, quelli che scendevano verso Vienna per andare a Udine, sono bloccati. Difatti torneranno a Udine partendo dal 4 di novembre in poi. Quelli che avevano combattuto lungo il Meno come il 16°, la cosa gli va un po' meglio, nel senso che a ottobre questi cominciano a rientrare. Diciamo, ecco, 10.907 soldati risultano rientrati in quei 2 mesi, 3 mesi, tra ottobre e dicembre del 66. 451 nel 67 e 27 dal 68 al 91, cioè soldati di carriera, diciamo così, che avevano fatto del servizio militare il loro stile di vita. Che cosa succede? La cosa è strana. Allora, intanto questi soldati che arrivavano, quando è arrivato l'ordine di partenza, arrivavano a Udine. Arrivavano a Udine, non erano accolti dagli italiani, erano accolti dai francesi. C'erano i francesi che li aspettavano. Per quello l'ho messo. Quindi loro recuperavano questi soldati e poi li trasferivano, li passavano come il passamano per passarli, veramente dava a uno. A prescindere da questo, poi se leggiamo i giornali dell'epoca si trova pochissima riscontro, proprio passati inosservati. Il giornale di Udine dedica in questi giorni, stanno rientrando alcuni. Però mette anche una cosa strana che ha più riconoscenza, diciamo, di per sé l'Austria, il quale un'associazione a tutti i soldati che rientravano regalava un fiore tricolore, fiore fatto di carta, che glielo appuntavano sulla giubba. Quindi a pensare, erano stati, però li riconoscevano, gli davano una certa riconoscenza. Arrivati in Italia, manco per niente, pazzesco. Dall'altro lato, se troviamo un po' alcune altre notizie di coloro che rientravano attraverso il Brennero per arrivare a Verona ed essere liberati a Verona, diciamo, troviamo 2 casi molto curiosi. Uno che il treno, la tradotta, si ferma un po' prima di Trento, dalle parti di Trento, e tutti i soldati, convinti che Trento fosse diventata italiana, scendono dal treno. Immaginatevi la forza di controllo fuori di testa, rimandarli tutti dentro i treni. Questa è una curiosità. Da un'altra invece c'è in una stazione l'incrocio tra un treno che scende e un treno che sale, cioè gli italiani che scendono e un reparto ungherese che sta tornando. I soldati erano armati, perché erano ancora con tutte le armi di dotazione, e si arrivano a sparare, si sparano fra di loro. Per fortuna poi i treni sono partiti, uno da una parte, uno dall'altra. Ecco, queste sono un po' 2 curiosità che mi sembrano belle così da raccontare, perché la storia è fatta di dettagli, perché altrimenti non si entra, io personalmente non entro a comprendere poi la grande storia. Guarda, io ti ringrazio per questa stupenda illustrazione, anche se purtroppo veloce per i tempi che richiede appunto una presentazione di un libro e per essere anche seguiti con attenzione da chi ci segue dai social. Comunque credo che sia stato importante quello che hai detto. Questi tuoi 2 libri non hanno un editore però ancora, questo è il punto. Per cui grazie a questa
conferenza stampa. Io mi auguro che qualche editore possa capire l'importanza di dare diffusione a queste ricerche, che non sono state né facili né semplici, e quindi divulgare al massimo nelle scuole, soprattutto nei giovani, la conoscenza di questi passaggi storici, senza i quali non possiamo pensare di progettare adeguatamente il nostro futuro. Posso un inciso? Allora, io ho fatto una scelta, cioè i testi ne ho stampati pochissimi che vanno a coloro che studiano o alle biblioteche, perché questo è importante. Il resto sono tutti online. Chi vuole leggerselo, perché diventa un'opera di divulgazione. Quindi anche col tuo nome, sul mio sito Gastone Fusaro, archiviofusaro.it. Facciamo questa fatica, che poi è semplice, basta cliccare. Se uno vuole, chiaramente, finché ce ne sono, che ne stampi un numero ridotto. Gastone Fusaro, ringrazio tutti gli ospiti qualificati che sono venuti a questa presentazione del libro, ringrazio l'ufficio stampa del Consiglio regionale per aver organizzato anche la diretta. E io ringrazio te.